Eccoci qua, ragazzi, non si sa più se in fase 1 o in fase 2, però l'importante è che Gol Sicilia c'è, ragazzi, c'è Gol Sicilia e c'è come ogni lunedì alle 15 col suo appuntamento a tu per tu Instagram. Intanto vediamo il nostro fedelissimo Luca Di Noto che si collega. Ciao Luca. E allora ragazzi, oggi siamo qui e abbiamo un ospite, abbiamo un attaccante ragazzi, oggi si gioca all'attacco perché abbiamo l'attaccante del Sant'Agata che ha girato un po' tante piazze importanti della Sicilia, Pippo Tiscione. Allora andiamo a vedere se il nostro Pippo è online, eccolo qua, c'è il nostro Pippo, allora lo invitiamo subito ad entrare in diretta. Allora c'è un'immaginetta che si sta caricando, Pippo puntualissimo, il nostro bomber sta arrivando, vedo l'immaginetta che si carica, sta per arrivare il nostro bomber. Intanto ragazzi vi ricordo che l'appuntamento a tu per tu Instagram di Gol Sicilia va online ogni lunedì e ogni giovedì, sempre alle 15, qui sul nostro profilo Gol Sicilia. Ragazzi, nell'appuntamento di giovedì avremo un allenatore di Serie D, non vi possiamo anticipare chi è, però sarà un allenatore di Serie D. Intanto Lugo vi sa il caricamento di Filippo. Filippo, devi accettare la nostra richiesta che ti abbiamo inviato. Però ragazzi vi dicevo che ci sarà un allenatore di Serie D. Eccolo qua, ciao Filippo. Salve a tutti. Oh, beato tu, c'hai un capello serissimo Filippo. Sta crescendo, anche quello sta crescendo. Speriamo di andare subito dal barbiere. Però notizia di ieri, dobbiamo aspettare fino al 1° giugno, ce la possiamo fare? Vabbè, dai. Dobbiamo Io resistere per forza. c'ho qua una selva di capelli, non so se posso fare più dirette da giovedì, mi sa che dovrò farle così, senza far vedere i capelli. Col cappello. Intanto ci salutano Conti Nibali, ci saluta Benny Raci, ci saluta Giampaolo Montineri, insomma in tanti si stanno collegando qui per questo nostro appuntamento. Intanto grazie Filippo di aver Grazie, accettato questa grazie, diretta. grazie a voi, un piacere. Allora Pippo, da cosa vogliamo cominciare? Cosa fai? Come passi queste giornate? Ma per adesso ci stiamo dedicando al 100% alla famiglia. Mi è nata la bambina da 3 mesi, il 24 ha fatto 3 mesi, ce la stiamo godendo a pieno. Però purtroppo non ci possiamo fare neanche una passeggiata per il momento, però passerà presto. Mi alleno verso le 6:30, alle 7, faccio una corsettina qui nel residence di casa e ci teniamo allenati, dai, per quello che possiamo. Per come ha detto Conte ieri, comunque dal 4 maggio avremo un po' di libertà in più, nel senso ci possiamo allenare anche a distanza da casa, quindi Sì, una sì, libertà in più. meglio, anche in bici, una corsetta più lunga, allenarsi un po' più seriamente, ecco. Intanto il nostro Montineri va dritto al punto, subito pensa a Siracusa, ci arriveremo, insomma parleremo un po', perché tu in Sicilia hai girato tante piazze importanti, diciamo sei un gira Sicilia, va, anche se hai giocato anche fuori, poi ne parleremo anche, però dico in Sicilia hai giocato in belle piazze. Sì, 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 vabbè, attaccato alla terra più che mai. Licata, Trapani, Siracusa, Akragas, chi ne ha più ne metta, tante. Mm. L'altra volta simpaticamente quando ho annunciato che saresti venuto qua online ho detto Pippo Tiscione per la prima volta è arrivato in eccellenza e si è fermato il calcio. Io ho detto anche a loro, ma peccato perché comunque personalmente come città di Sant'Agata stava andando più che bene perché da dicembre che non perdevamo più una partita, stiamo recuperando dei punti al Paternò, però peccato, spero che si possa reiniziare anche se la vedo dura, purtroppo. Intanto noto tutta l'invidia di Iraci che ti dice Pippo grande capello. Sì, vabbè, lui è invidioso. Grande, grande bene. Però che attacco lì al Sant'Agata, tu, Benny, Cicirello, Concialdi, e poi anche a centrocampo Assenzio, Costa, insomma c'era Calafiore che correva per tutti. Sì, sì, grande dietro, D'Angelo, stesso Ferotti che è giovane, no, grande squadra, Ferrara in porta. È una corazzata, dai. Questa squadra peccato che non sia partita dall'inizio assieme. Questo è un vero peccato. Mm. Dico, ci credevate, avreste potuto prendere il Paternò comunque nelle ultime giornate. Sì, vabbè, per quello che stavamo dimostrando, sì, ormai c'eravamo quasi, avevamo lo scontro diretto in casa, anche se avevamo delle trasferte difficili, però ormai noi avevamo preso
alla quadratura della squadra, sapevamo cosa fare in campo, allenamenti sempre al 100%, perché comunque il mister Ferrara, chi lo conosce, sa che gli allenamenti sono veramente duri. Una squadra matura per la categoria forte forte. Mm. A proposito di grandi attacchi, Conti Nibali ci dice a Città di Messina, Citro, Saraniti, Tiscione. Che attacco, eh? Grande presidente. Ah, vabbè, a Messina sono stati anni, pure quell'anno è stato bellissimo perché abbiamo formato una squadra anche lì forte. Questo tridente che ha detto il presidente è tanta roba. Ci siamo divertiti, dai. Potevamo fare anche di più lì, però eravamo un po' più immaturi calcisticamente parlando, dai. Intanto c'è Citro in diretta, lo vuoi salutare? Nicola, ma Nicola è troppo scarso, che parla con me? Ti aspettavi che avrebbe fatto questa carriera, Nicola? Vabbè, Nicola sì, Nicola sì. Non mi aspettavo che passasse subito dalla D alla B, però se lo meritava uscire da questa categoria che è infernale. Quando esce gente che sa giocare a calcio come lui, sapevo che rimaneva in queste categorie e poteva fare anche bene, perché comunque ha fatto 15-16 gol in B, forse il secondo anno. Per cui grande Nicola, se lo merita perché oltre ad essere un grande giocatore è un bravo ragazzo, anche perché è stato a casa mia un anno, ha rotto le scatole, per cui lo conosco bene. Però ti sta dicendo che dice che la vecchiaia ti sta facendo crescere i capelli. Sì, con la vecchiaia io sono sempre giovane, non lo capiscono. Io ringiovanisco sempre. Chi era il più forte dei tre lì a Messina, tra te, Citro e Saraniti? Tiscione. Se- Eh, se- Andrea era l'ariete, basta buttare la palla in aria e lui la metteva dentro. Nicola dall'altra parte rientrava col sinistro. Bene, vabbè, ma avevamo Assenzio, avevamo Avola, D'Angelo dietro. Anche lì una grande squadra avevamo, grande squadra. diciamo che qui a Sant'Agata hai ritrovato tanti vecchi amici, con Colcialdi e Raj ti conoscevi fin da piccolo, poi hai ritrovato appunto D'Angelo, hai Ah, ritrovato Assenzio. Assenzio, Roberto, che Roberto, anche questo è un mistero di questo ragazzo che ha giocato in Serie D in eccellenza, perché secondo me meritava altri palcoscenici, però la vita e il calcio a volte non sono crudeli, ecco. Ma anche D'Angelo. E vabbè, Angelo la testa diciamo che l'ha messa a posto adesso. Angelo, un bel leone, come dice lui, un leone pazzo però. No, Ma nelle fortemente. partitelle di allenamento glielo facevi qualche tunnel a D'Angelo o ti dava qualche randellata pesante? No, no, D'Angelo Randella, è mio compare, ma Randella lo stesso, compare, non compare, fratello, quello sempre verde, semaforo sempre verde, gli dico io. Come dice Terlizzi, gli si spegne l'omino. Sì, sì, niente, sempre dritto, non si ferma, stop, cose non ce ne stanno. Intanto il presidente Conti Nibali ti dice che dice, il merito era di Mister Rando, era lui il più forte che mi faceva giocare tutte e tre insieme. Ah, è vero, il mister, a parte una brava persona, il mister ci ha fatto giocare quell'anno. Era difficile tenerci a bada perché comunque tre caratteri un po' particolari, però annata stupenda e già dal ritiro me ne sono accorto che era, a parte la società seria e ci siamo divertiti veramente. Peccato perché potevamo fare qualcosina in più. All'epoca era Città di Messina, Sì, giusto? sì, giocavamo al Celeste, c'era quell'anno il Messina che ha vinto il campionato di Lo Monaco, di Corona, di Cocuzza, anche loro una squadra forte forte. Il Cosenza se l'è giocato fino alla fine. Bene, bene, un bel campionato è stato quello. Sei stato bene a Messina? Sì, benissimo. A Messina alla grande mi sono trovato. Stai seguendo un po', diciamo che non è che sia una situazione rosea, quella soprattutto della CR, però d'altra parte c'è un progetto come quello dell'FC che sembra solido. Ti piace questo progetto di Arena? Sì, mi hanno parlato benissimo di queste persone. Ho visto ultimamente che sta facendo anche dei risultati, sia a livello calcistico che anche fuori, come dirigenza, come situazioni per la città di Messina, che comunque sappiamo che non merita di certo la Serie D. E spero che si possano riprendere anche loro, perché il Messina non merita la Serie D come il Palermo, come il Catania che adesso è in C e non riesce a risalire. Peccato perché queste piazze meritano qualcosa in più. Intanto c'è online Angelo D'Angelo, è arrivato. Compare, Ti vuoi compare. dire qualcosa? Anche Riccardo, mi sa. Che gli devo dire? Sono scarsi, andate ad allenare. Che se inizia tutto qua dobbiamo vincere, altrimenti è un casino. Ma vi siete mai ritrovati contro in una partita ufficiale con D'Angelo? Mi sa di no. Sì, no, no, abbiamo giocato. Io mi sa che ero a Licata e ha perso, ho fatto doppietta, per cui
lasciamo stare. Non rivaghiamo queste cose. Intanto Angelo ti manda i cuoricini, mentre Luca ci chiede: non pensi che due squadre a Messina siano troppe? Sì, anche quell'anno che ci stavo io erano troppe. Non capisco perché possano avvenire queste situazioni, perché io dico sempre unirsi, unire forze e fare una grande squadra sarebbe l'ideale. Poi, sai, ci sono a volte delle situazioni che non conosciamo. Mm-mm. Un'altra piazza, un altro grande tidente dove ti ricordiamo giocare qua in Sicilia è stato Licata, dove c'era, ricordami, il Riccobono, Vella Tiscione se non sbaglio. Sì, Cirillo, poi ci stava Manfred, e ci stava Balsamo allenatore perché all'inizio c'era Pippo Romano, Infantino e poi come terzo Balsamo, Grillo, Fabrizio Grillo dietro, Umberto Armenio, squadra, anche lì bella squadra, devo Ma dire qual è il tridente dove ti sei trovato meglio? il tridente. Tra i due, tra Città di Messina e Licata, e mettiamoci anche Sant'Agata. No, ma guarda, in passato giocavo diversamente, perché comunque a Ligato ho fatto più anche il falso 9 dietro, perché alla fine giocavo con Manfred Grander quell'anno, io facevo la punta. Qui faccio l'esterno ed è quello che mi piace di più fare comunque. Qui Sant'Agata e Città di Messina, quello che mi piace di più, il tridente con i tre davanti. Quindi diciamo Citro, Saraniti, Tiscione. Sai, hai avuto forse la fortuna di arrivare un po' tardi nel calcio che conta, perché ricordiamo che tu hai fatto alla grande lì a Fondi, poi il Fondi ha preso la Ternana e comunque hai fatto anche l'esordio in Serie B. Pensi di essere arrivato un po' tardi? Sì, 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 no, sono arrivato tardi sicuramente, ma io dico sempre che la colpa è sempre a 50. Io penso di essere maturato calcisticamente un po' tardi. A volte si dice sempre, ma la sfortuna, Sì, la sfortuna ce la mettiamo quel poco, però alla fine quello che conta è la testa. Io ci potevo arrivare prima, soprattutto dalla D in C. Non sono mai voluto rimanere perché magari guardavo più il lato economico e meno l'aspetto per il futuro. Mi accontentavo di andare in Serie D, vincere, andare in una scuola di Serie D, vincere di nuovo. Mi sono rimasti tanti campi di Serie D, poi mi sono tolto la soddisfazione di arrivare in C e fare subito 10 gol a Fondi, arrivare in B e fare 15 partite, quasi tutte da titolare. Ci sono arrivato e lo tengo come ricordo e ho visto il calcio bello, diciamo, dai. Appunto, dico, in ogni caso hai comunque calcato i campi importanti, dico, poi direi di aver giocato nel professionismo. Intanto c'è chi ti ricorda anche a 10 anni alla Panormus, dice che eri già forte a 10 anni. Però non si bei tempi. Là sono cresciuto calcisticamente. Ho fatto da 6 anni fino a 13 che sono andato poi a Brescia a fare il settore giovanile e poi me ne sono andato praticamente da Palermo e poi in Sicilia ho girato come hai detto tu prima. Però la Panormus rimane sempre nel cuore. Mm, mm, mm. Proprio ieri, non so se hai visto, la società Lagragas ha ricordato che era l'anniversario, diciamo, di quella promozione in Serie C contro l'Interreggio a Roccella. Sì, sì, E sì, tu sì. eri in quella squadra. Sì, sì, ho vinto il campionato anche lì ad Agrigento. E anche, vabbè, anche lì una grande squadra, perché se parliamo di Meloni, che ho giocato 3 anni con Meloni, ha fatto 27, 20, 20, Savonarola, Arena, Catania, anche Baiocco, Davide, dico, Chiavaro, uno squadrone anche lì. Di che cosa stiamo parlando? Bei Eh, ricordi da Agrigento. sì, sì, ad Agrigento sono arrivato a dicembre io. Fin da subito mi sono trovato benissimo anche perché quell'anno mi chiamò il mister Feolo che aveva avuto già al Savoia, dove avevo vinto il campionato. Per cui già conoscevo un po' il mister come lavorava, il preparato atletico, poi ambiente Agragas in Sicilia, io amo la Sicilia, per cui arrivare lì e fare bene è stato facile, diciamo, dai. Allora, ci fanno una domanda che si ricollega anche all'Agragas, perché ci chiedono se è vero che a dicembre sei stato chiamato dal Paternò, mentre quello che aggiungo io è che io so che di sicuro sei stato chiamato dall'Agragas. Sì, no, diciamo che ho avuto una chiacchierata col Paternò, ma cioè, non dovevo andare a Paternò, la verità è che non ho avuto proprio un'offerta. Conosco il direttore, che ci conosciamo con Vittorio, e ci siamo fatti una chiacchierata, ma niente di che. Io volevo rimanere più vicino a casa, l'intenzione mia, intenzione, il sogno era quello di andare a Palermo, non c'è stata possibilità, e quindi quando c'è stata la possibilità di andare a Sant'Agata, conoscendo le persone,
mi hanno parlato di questa società seria e ho preso la palla al balzo ed ero vicino a casa, la bambina gli sarebbe nata il 24 gennaio, per cui per una scelta di familiare sono sceso poi anche di categoria, ecco. Dico, però non ci hai confermato la chiacchierata con Castronovo dell'Acragas, se c'è stato o meno? No, no, con Giovanni sì, 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 ma noi ci conosciamo, mi conosce da piccolo, l'avvocato Castronovo, e ci siamo fatti una bella chiacchierata anche lì, c'era la possibilità di andare a Agrigento, non c'è niente da nascondere. Non c'è stata occasione, per cui rimane sempre nel cuore comunque l'Agrigento, perché comunque ho passato, dove si vince si ricordano sempre i momenti belli, ecco. Anche le persone, la tifoseria. Intanto Luca ci chiede se, no, più che altro è una constatazione la sua, ha detto che hai girato un po' tutta la Sicilia, da palermitano ti manca il Rosanero. Quello è un grande sogno nel cassetto, magari poter chiudere la carriera qui. Io ho sempre detto che sono disponibile a qualsiasi situazione, poi se dovesse arrivare bene, altrimenti tiferò sempre da fuori il Palermo, non c'è problema. Vabbè, ci vedi l'anno prossimo in Serie C, un tiscione nel Palermo in Serie C. Ma il mio telefono è sempre acceso. Dico, è un invito per la dirigenza rosanero, chissà. Pippo, facciamo un excursus invece sulla tua carriera, no? Chi è stato il compagno, diciamo, quello più permaloso con cui ha giocato? Quello che prendevate sempre in giro nelle partitelle? Ma guarda, come a livello di essere permalosi, io sono quasi imbattibile, quasi, che non voglio perdere neanche con mio padre. Eh, Però quest'anno al Sant'Agata era una bella lotta, partitelle infuocate, a volte anche sospese. Chi erano, dici gli schieramenti, le squadrette, da chi erano composte? Allora, diciamo che io e Rai eravamo contro. Lui era con D'Angelo, io ero con Pierino, con Concialdi, con Piero. Toste, partite toste. Ci volevano i cartellini, ci volevano, arbitri e guardalini ci volevano. Intanto Angelo ci conferma che sei tu il più permaloso. Sì, sì, no, è vero, ma io dico sempre la verità. Raro che dico bugie, solo a fin di bene posso dire una bugia. Ma come faceva Mister Ferrara diciamo, a dirigere, a tenere in piedi queste partitelle? Vabbè, ma lui si divertiva. Quando vedeva che corri e non vuoi perdere, ti alleni, ti diverti e corri sempre di più. Per cui il mister godeva su questa situazione. Anche perché lui se ti vede correre, lui è felice. Perché corri, lui è felice. Angelo ti dice, ti scrive che perdevi sempre. Bugiardo, allora è bugiardo. Allora lui è bugiardo. No, ho anche perso, però più delle volte ho vinto con Concialdi. Con Concialdi si vince. Ma cosa vi giocavate? I dolcini? Sì, 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 dolcini, la merenda, queste cose per stare sempre assieme, perché alla fine è difficile, anche essendo a 50 minuti da casa, stavamo lì, stavamo assieme, stavamo bene. Quando stai bene, è difficile che vai a casa a combattere con i figli, è meglio stare lì con i compagni e goderteli. Ma chi è quello più tizio, quello che non li comprava i dolcini, chi era? Questa è una bella lotta, anche qui c'è una bella lotta. Allora, dico soltanto che io e Raci eravamo sempre alla cassa, sempre. Poi se qualcuno interveniva ogni tanto, però io e Benny pagavamo sempre, io e Raci, lo può confermare. D'Angelo e Concialdi. Un po' di meno. Intanto ci saluta il grande Maurizio Dall'Oglio. Ci hai giocato Ah, contro Maurizio? grande Maurizio. E io quest'anno ero con lui in squadra, a Casarano. Ah, vero, eravate lì in Puglia insieme, lì un bel progetto c'è. Bene, beh, no, società, non c'è nulla da dire alla società Casarano. Grande persone, professionisti, là veramente non sembrava Serie D. Però ho detto, ho fatto una scelta di famiglia quest'anno io, per quello sono andato via. Dobbiamo chiedere però a Maurizio che ci manca in Sicilia, lo dobbiamo riportare qua. Tiscione Buffone, grande. Non sapevo se si poteva leggere questo commento. È un grande, è un grande. È scarso come giocatore, ma è un grande ragazzo. Intanto salutiamo anche un po' di storia del Trapani, Simone Basso online che ci segue, grande, grande Simone, ti portiamo nel cuore noi tifosi siciliani. Grande, sì. Mm. Anche se non lo conosco di persona, ma ho visto che è giocatore. Maurizio ci dice che non torna più in Sicilia. Chi? Maurizio Dall'Oglio dice non torna più in Sicilia. Ma Maurizio, lascialo stare, Maurizio. Maurizio è vecchio ormai, dove va?
No, è un grande difensore. Dai, Maurizio, con il progetto giusto ti vogliamo qua. Intanto Francesco Villa più di una volta ci ha chiesto se iniziano i campionati dilettanti, ma le notizie di stamattina dicono, sono un po', diciamo, più al tendente al no, perché Serie A e Serie B probabilmente sì, dalla C in giù mi sa che è difficile ripartire. Eh, Tu che ne pensi, Pippo? sì, sì, anche io penso così. Per quello dicevo poco fa. È un peccato perché io personalmente il mio pensiero è che non iniziamo più per quest'anno. La vedo abbastanza dura, quasi impossibile. Intanto ci sta seguendo anche un altro grande difensore con cui se vi foste scontrati sarebbe stata grande battaglia, Totò Maltese. Mamma mia. Sì, ma io dimentico a volte, perché sai, in campo, però magari io ci ho giocato anche contro, non lo so. Me l'ha fatta anche qualche fallo, qualche gomitata, sicuro, però me li scordo io. Poi ci vediamo, magari li conosco e siamo amici, però in campo me li scordo io. Poi anche, Eh sì, diciamo che dopo il 90° comunque tutto quello che succede in campo passa. sempre, sempre, quello sempre. Chi mi conosce sa come sono fatto. Ma c'è invece qualche difensore che ti è rimasto impresso per quanto è stato scorbutico, per quanto male ti ha fatto in una partita? Ma sì, ma di siciliani non ricordo proprio, sai, così, magari più fuori, tra Campania, Puglia, sono un po' più scorbutici, diciamo, dai. Più delinquenti? Non lo volevo dire, eh. Ah, Più, più dico, guerri- più guerrieri, più guerrieri, ecco. Pippo, riusciamo a fare un gioco senza scontentare nessuno? Riusciamo a fare una top 11, diciamo, di tutti i tuoi compagni che hai avuto in carriera? Eh, Partiamo dal portiere. portiere, ma io, vabbè, la Serie B la togliamo, perché sennò altrimenti non è, Vabbè, non è giusto. Anche perché dico, avrei messo Plizzari, comunque ha avuto la possibilità di giocare con Plizza del Milan, 17 anni in Serie B titolare, grande portiere. Però metto Riccardo Ferrara. mm. Riccardo perché, uno, non perché è compagno, fino adesso è compagno di squadra, ma cazzo d'oro e secondo me anche lui meriterebbe una carriera diversa. È il 95, ancora c'ha strada davanti e io gli dico sempre che si deve impegnare perché lui può fare il portiere in categorie superiori. Tanto una piccola parentesi, Totò Maltese, il capitano del Licata, ti dice che a Licata si ricordano ancora di te. Vabbè, grazie, grazie. Io, vabbè, a Ligato ho fatto 23 gol quell'anno, ho fatto il capocannoniere del girone. Poi, l'ho detto, quando vinci o lasci il segno in modo particolare, è normale che c'è soltanto dei bei ricordi, ci sono. E io pure ho bei ricordi dei tifosi del Ligata. Allora, torniamo alla nostra top. Il modulo, scegli il modulo, Pippo. 4-3, quello che mi piace di più. E allora, terzino destro. Terzino destro, Galasso, Gianluca Galasso metto. Ha giocato con me a Fondi in D e in C e comunque lui c'ha una storia di Serie B, Serie A con Bari, Roma, grande giocatore. Due centrali. Due centrali. Due centrali metto, vabbè, D'Angelo, È Angelo, obbligatorio. io l'ho avuto a Messina, l'ho avuto quest'anno e si riconferma sempre uno di categoria superiore. L'altro mettiamo. È dura questa. Chiavaro. Agatino. Grande anche lui, grande, Tra grande. tra l'altro sta facendo bene anche come direttore sportivo da Cireale, Agatino. Io mi ricordo soltanto che io stavo largo in fascia e arrivava la palla. Doveva sbattere sul petto e poi avevo l'uno contro uno da fare. Terzino sinistro. Terzino sinistro. Terzino sinistro. Allora, io ricordo, vabbè, penso le squadre dove ho giocato. Eh, terzino sinistro. Lo sai che i terzini non ci ho mai pensato. Io penso Vabbè, che mettiamo un under. un under. Ferotti, ti piace Ferotti? Lo adattiamo terzino. No, allora mettiamo Vincenzo, che ha giocato con noi quest'anno. Il ragazzino. Adesso dici, ma come si chiama? Me lo sono pure scordato. Ma che rapporto c'è tra i grandi e gli under nello spogliatoio? No, vabbè, ma quest'anno i ragazzi alla grande proprio.
bravi, tutti bravi, bravi ragazzi, non si sentivano proprio. Veramente Però forse... non, però Benny, non ti ricordi il nome, Benny me l'ha scritto, bravo Benny, Puleo. pure. Sì, ci abbiamo. Era a Messina, Vincenzo e non so come possa giocare in eccellenza sto ragazzino. Comunque Vincenzo che è bravo, bravo. A parte il ragazzo serio. Oh, Benny è attento però, diciamo che è un po' più in forma di te, Pippo. Sì, vabbè, ma no perché adesso è un momento che siamo tutti stressati per quello, figurati se non mi ricordo di Puleo. Tanto, Benny, ci racconti, ci scrivi nei commenti come hai fatto il gol a Vitale contro il Palazzolo. Tu l'hai visto quel gol? Quale? Dalla destra laterale ha tirato a Palazzolo. Tu Ah non sì, c'eri ancora. sì, ho visto poi il gol. Ma perché io lo seguivo, già il Sant'Agata, perché c'era qualche rumors, cui già seguivo un po' i ragazzi. Ma vero che quando sei arrivato tu stava per partire con Cialdi, noi a Gol Sicilia abbiamo raccontato, e l'avete legato, diciamo, al palo della porta perché non doveva andare via Pierino. Ma togliersi, non so se adesso sarebbe andato via, non lo so questo, però tra compagni sicuramente non lo facciamo andare via facilmente, ecco. Quello è poco ma è sicuro, perché poi ha dimostrato che si è adattato a centrocampo alla grande, è diventato un grande centrocampista, non soltanto ha dato una mano, ma si è fatto valere a centrocampo, un grande play, lo chiamiamo. Tra l'altro oggi ha vinto un contest qua di quelli social, si fa votare Pierino, è uno che raccoglie voti con tutte e due le mani. Vabbè, ma Piero se lo merita, dai. Non so se ha vinto poi alla fine. Sì, sì, ha vinto, ha vinto. Vabbè. Vabbè, gli altri non sono da meno, per l'amor di Dio. Adesso c'è l'amicizia con Piero, che giustamente uno... Però Piero ha fatto grandi partite a centrocampo. Non l'avevo mai visto. Ha fatto veramente bene. Intanto Benny ci scrive che aveva un conto in sospeso contro Vitale da una finale. Quale finale? Benny, aspetta, non mi... Forse... Canicattì forse? Canicattì Biancavilla, ok, a Canicattì Biancavilla, sì, ha ragione Benny che diciamo quel Canicattì meritava sì la Serie D, invece il Biancavilla con mister Di Gaetano ha fatto un miracolo. Andiamo al centrocampo, Pippo, i tre di centrocampo. Adesso è difficile. Play mi metto Piero con Cialdi, te lo dico. Con Cialdi mi sta impressionando, ma a livello non soltanto a livello offensivo, ma anche a livello difensivo. A livello difensivo ha fatto veramente bene, ha fatto filtro. Non me l'aspettavo. Fisicamente sta alla grande proprio. Comunque, bene. Qui a centrocampo Piero. Eh, vabbè, io ho avuto poi centrocampisti, e adesso è un casino. Diciamo che, Assenzio lo mettiamo? vabbè, ma io li dovrei mettere Assenzio, Costa e Calafiore per quello che hanno fatto vedere. Perché io non li conoscevo, dico la verità. Forse Peppe qualche partita l'avevo vista, ma o forse giocato contro, eh, oppure con Claudio forse ho giocato contro. E mi hanno impressionato. Mi hanno impressionato perché io ho visto la prima partita proprio che ero in tribuna, che ancora non avevo firmato contro il I Rosolini, rotolini? con Rosolini 4-0, ma allucinante. Costa e Calafiore, ho detto, ma chi sono questi? Marziani. Bene. Vabbè, tra l'altro tu ti elogi perché correvano pure per voi davanti loro due. Vabbè, ma sì, ma loro corrono tanto e possono fare meglio, perché comunque anche Claudio corre tanto, ma potrebbe fare di più. E Peppe, se diventa più disciplinato, diventa anche un grande giocatore. Per cui Mm. a loro non li metto, per non fare disparità. Metto centrocampista Fabrizio Grillo, Fabrizio che è un grande, abbiamo giocato assieme, e metto la marca, Rosario, la marca. Che ora è a San Cataldo, si occupa di storia giovanile. Chiudiamo con il tridente. Tridente, va bene, a destra mi tengo stretto Iraci, perché Benny è allucinante. Io non me lo ricordavo bene a Benny, ti dico la verità. L'ho visto quest'anno, ho visto magari delle immagini dell'anno scorso. eh, In questa categoria poi è troppo, diciamo che è fuori legge. E lì davanti,
lì davanti mi è piaciuto a me, ti dico la verità, mi è piaciuto quest'anno. Aspetta, vediamo se mi ricordo. Il, vabbè, il giocatore del Giarre, Abate, Abate, sì. Abate mi è piaciuto. forte, forte Simone. E poi a sinistra Pippo Tiscione. A sinistra mi metto io, perché sennò in panchina io divento pazzo, sono permaloso. Allenatore, chiudiamo con l'allenatore. Chi è che ti ha dato tanto in carriera? Vabbè, io ho vinto di più con Vincenzo Feola. Mm. Con Vincenzo Feola ho vinto Savoia, Agragas e mi metto Feola in panchina. Tanto è arrivato anche il presidente Castronovo, lo vuoi salutare? Omino, certo, un bacione. Tanto ci risentiremo. Dice che l'anno prossimo lui va in Serie D e ti porta lì ad Agrigento. Io ho detto, il telefono è sempre acceso, poi specialmente con gli amici non c'è problema. Mm. Veramente, lui mi conosce da piccolo, mi ha visto crescere. Poi, a parte il calcio, mi ha visto veramente crescere. È arrivato anche Claudio Calafiore. Claudio, abbiamo appena finito a parlare di te. Ha detto che corri troppo, Pippo. E anche troppo, veramente. Pippo, diciamo che c'è una squadra tra tutte quelle in cui hai giocato in cui ti piacerebbe tornare. Non mi rispondere di nuovo che il telefono è acceso. C'è una in particolare dove dici, qua mi piacerebbe proprio tornare. Ma è dura perché io in Sicilia veramente ho fatto bene, tranne, sono sincero, tranne a Trapani, negli anni del Trapani, che sono stati i primi anni di Morace, che è un peccato perché poi lui, Morace è una persona d'oro, però non ho fatto bene. L'unica parte dove non sono stato bene è Trapani, e quello mi dispiace, perché poi ci sono tornato a Trapani anche in Serie C, e adesso è una piazza diversa completamente, comunque io sono andato in una situazione all'inizio che non era così chiara, Fontanelle dove ci allenavamo prima, il campo ancora era in terra battuta. Sono andato diciamo agli inizi io, anche se la società stava nascendo bene, però all'inizio non era così e non mi sono trovato bene. Ma a livello calcistico, perché comunque come Trapani si sta bene. Eh, dove tornerei? Te l'ho detto, a Messina sono stato bene. Dico Messina perché dico una città, ci sono tanti derby, per cui non voglio scontentare nessuno. Dico Messina e... Messina come provincia. No, anche come piazza, diciamo, dai. Messina è una grande piazza. Adesso, come hai detto tu, c'è una società con quell'FC che conosco il direttore Davide Morello, che anche lui è stato alla Panormus con me. Io ero piccolino, lui è un po' più grande, per cui me lo ricordo. Poi comunque lui ha fatto anche una carriera importante. E mi hanno parlato bene di questa società. E Mm. Messina è una piazza che piace. Intanto il presidente Castronovo ci ricorda quello di cui parlavamo poco fa, del 26 aprile 2015, di quella partita contro l'Interreggio. Dice, speriamo di poter rivivere un sogno tutti insieme. Sì, sì, quello è stato un momento troppo bello, perché comunque l'Agregas non andava in C forse da 30 anni. Mm. Dopo 30 anni è bello, per la tifoseria, eh, per la gente. Comunque ha vissuto un anno bellissimo, perché io mi ricordo che sono andato a dicembre che non eravamo primi, eravamo col Torrecuso forse secondi, a 3-4 punti. Da Vabbè, rende. sì, Rende e Torrecuso la stavano giocando, poi ci siamo staccati perché abbiamo fatto delle partite impressionanti. Comunque ho giocato anche alla Nissa io, eh. Infatti ti dicono questo messaggio qua, ti dicono cosa ricorda gli anni alla Nissa. Sì, vabbè, anche perché comunque ero giovane, avevo 19 o 20 anni, ho fatto 18 partite con il direttore Ferrante, il mister Giovanni Italia. E anche lì c'era una squadra tra Pietro Tarantino, Ivan Tarantino, Cavallaro, Caccetta, Del Giudice, uno squadrone anche lì. Manca una piazza come Nissa al calcio siciliano. Sì, sì, la Nissa, grande stadio, grande piazza, veramente un peccato che la Nissa poi gli anni ha fatto anche la Serie D, poi è scomparsa e quello dispiace. Dispiace No, perché non stavamo parlando di Siracusa, lì avete fatto una bella salvezza, la salvezza di rincorsa in una situazione comunque che non era facile, hai fatto 3 gol, mi pare in 15 presenze, anche lì sei arrivato nel mercato di riparazione. sì, sì, sono arrivato a dicembre, lì venivo da Latina, dopo che avevo rescisso il contratto con la Ternana. Siracusa c'ero stato giovanissimo, poi sono tornato l'anno scorso
sembrava quasi impossibile, ti dico la verità. Arrivare lì alla salvezza era quasi impossibile, sembrava un miraggio. Invece con i ragazzi, con i più grandi, diciamo Marco Turati, Lele Catania, che comunque già conoscevo, abbiamo giocato insieme all'Agracas, abbiamo fatto una grande cavalcata per la salvezza. Ci siamo riusciti alla grande perché poi comunque alla fine abbiamo fatto dei risultati importanti, battendo il Catanzaro in casa, battendo il Catania in casa. Bene, bene, abbiamo fatto bene bene con i ragazzi. Mm, mm, mm. Anche loro avevano cambiato già due o tre allenatori. È una situazione un po' particolare. I tifosi non erano attaccatissimi alla società, però a noi non ci hanno fatto mancare nulla, ti dico la verità. Fino alla fine ci hanno supportato e comunque Siracusa non lo dico io, ma sappiamo che è una piazza bellissima. Dico, quanto ti spiace dopo che sul campo comunque avete conquistato una grande finale, che la società fallisce e si vanifica tutto? Dispiace perché non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo perché sapevamo che in caso di salvezza ci fossero stati altri discorsi, altre situazioni, magari di continuare con un gruppo abbastanza forte come era 5-6 ci stavano per ricominciare. Non ci aspettavamo in estate questa situazione, dispiace più che altro per la piazza perché poi alla fine pagano sempre loro, io dico sempre che la squadra è del tifoso, tu ti puoi attaccare, puoi dare tanto per la maglia in cui giochi, la puoi sudare perché è giusto, però alla fine la squadra è del tifoso, cui quelli che ci stanno, alla fine loro la eh, male. Mm. Pippo, andiamo verso la chiusura, le ultime due cose. Uno, ci dobbiamo soffermare un attimo sulla sfida tra Palermo e Savoia, perché ricordiamo che tu hai giocato anche al Savoia e comunque sei palermitano. Ultimamente hai detto che ti favi per il Savoia. A Palermo ti vogliono ammazzare, Pippo? No, no, ho detto che tifosa voi, ho detto che a me farebbe piacere che possano salire tutte e due con questa situazione che ci sta, perché comunque al Savoia ho fatto un anno bellissimo dove ho vinto il campionato. Il Palermo, sono palermitano, il sogno comunque di poter giocare nel Palermo un giorno. Ho giocato da avversario con la Fernando lì ed è stato un po' brutto entrare in quel campo e essere avversario. Io mi auguro veramente che il Palermo possa arrivare subito in Serie C e levarsi da queste categorie. L'ho augurato anche al Savoia perché comunque dà il cuore, ha un pezzettino di cuore anche lì, avendo degli amici, avendo avuto anche dei rapporti di amicizia adesso che mi ci sento. Spero che possano salire tutte e due, ecco, quello ho detto, ma è normale che sono qualche anno e mi auguro veramente che il Palermo possa subito risalire. Ti convince questo progetto di Mirri? Ma guarda, io dico sempre che finché si vince è tutto a posto. Io spero che possano fare le cose per bene perché la Serie D è diversa già dalla C. In C è dura. In C è dura il campionato. Abbiamo visto negli anni il Benevento che ha speso per anni, anni, anni dei soldi senza mai vincere. E poi ci è riuscita in un anno che non doveva vincere. Eh, la C è particolare. Poi soprattutto se fa il girone C è dura, ci sono campi veramente difficili. Mm. E comunque, Chiudiamo. dimmi, dimmi. No, dico, chiudiamo con l'ultima cosa. Intanto Luca ci chiede se il Palermo ti ha cercato a dicembre, se ci sono stati contatti o era soltanto. Perché No, in tanti. no, 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 no. Con il procuratore abbiamo parlato, ma non c'è stata mai una vera e propria trattativa con il Palermo, per cui era soltanto un parlare, così, ecco, niente di che. Un sogno che comunque rimane. Invece, Pippo, per chiudere proprio, cioè, ieri per esempio Matteo Mancosu quando ha parlato con noi ci ha detto che arrivato ad una certa età cominci anche a pensare, a vedere le partite diversamente, magari vedi un po' più la tattica delle partite piuttosto che soltanto la foga, perché magari lui culla il sogno di diventare allenatore. A te sta succedendo questa cosa? No, no, io ancora non riesco a vedere le partite con questo occhio. Ti dico la verità, non è proprio un sogno fare l'allenatore. Io non mi ci vedo, ecco. Sono sincero, non mi sento, non mi vedo un allenatore, non riesco a vedere delle situazioni tattiche, degli sviluppi. Ancora ragiono da giocatore e come si vuol dire da giocatore ignorante partite, mi piacciono ancora le cose diciamo tra virgolette, dei ragazzini, le cose belle. Mi piacerebbe forse fare il direttore domani, però l'allenatore non mi ci vedo, ecco.
per Mm. adesso, poi magari tra 2 o 3 anni cambierò idea. No, Quello ma che mi Pippo, piace, non ti preoccupare. Dimmi, dimmi. no, mi piace fare sicuramente con i ragazzini, i bambini, la scuola calcio, sì, quella è una cosa che mi potrebbe piacere. No, però dicevo Pippo, non ci pensare che per ora in giro per la Sicilia ci servono ancora i gol di Pippo Tiscione, poi D'Angelo e Raci come fanno senza di te? Quindi ancora non prenderti questo pensiero. No, infatti, grazie. Ancora stiamo bene, vogliamo lavorare in campo, ecco, con le scarpette. E allora Pippo, ti ringraziamo per essere stato con noi, ringraziamo tutti quanti che ci hanno seguito. Grazie a tutti, veramente. Un bacio a tutti gli amici che mi seguono veramente in tanto, sempre. Sempre pensieri su Facebook, su Instagram. Veramente sono felice di aver dato nel mio piccolo un po' di calcio siciliano in Italia. E mi conoscono veramente in tanti. E allora, viva il calcio, viva la Sicilia, speriamo di poterci vedere subito in campo con quel pallone che rotola. Ciao ragazzi, grazie a tutti, ci Grazie. vediamo giovedì. Ciao Pippo. Ah, ciao, grazie.